cardinale Montenegro pronuncia il messaggio di Pasqua dalla cattedrale, anche quest'anno niente processioni. È scattato il piano straordinario dei controlli per il weekend di Pasqua, al via 3 giorni in zona rossa. Anche Montallegro sfora il tetto dei contagi, sarà 2 settimane in lockdown. Il commissario dell'ASP Zappia, preoccupato per la variante brasiliana. Silvio Cuffaro dichiara guerra scampagnata nella sua Raffadali. Vaccinazioni straordinarie nelle parrocchie. Coppa Italia, la Fortitudo batte Friuli e vola in semifinale, adesso i biancazzurri affronteranno Rieti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. A causa della pandemia, come lo scorso anno, tutte le manifestazioni pubbliche della pietà popolare sono state sospese. L'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, dopo il tradizionale canto a Si versate lacrime, ha pronunciato il messaggio all'arcidiocesi e alla città, un discorso che tradizionalmente si tiene durante la processione del Venerdì Santo con l'urna del Cristo morto e la statua della Addolorata in piazza San Domenico. Quest'anno invece lo ha pronunciato dalla cattedrale. Vediamo. Gesù, sono qui di fronte alla tua immagine deposta in questo Venerdì Santo, nuovamente insolito, anche se non uguale a quello dell'anno appena trascorso. Il Covid ha impresso alla vita di tutti una sospensione, una vera interruzione. Ne risente perfino la liturgia della Chiesa, così come la nostra pietà popolare. Cerchiamo di adattarci, ma nulla è e temo sarà come prima. Anche il modo di comunicare è cambiato. Oggi parliamo soprattutto di tamponi rapidi e molecolari, di indici di contagio, di terapie intensive, di vaccini, di immunità. Siamo passati dal lessico martellante dell'economia e della finanza, borse, indice, spread, al lessico della salute. Ma ho l'impressione, posso sbagliarmi, lo sai, che assieme a questi termini tecnici non riusciamo a dire con la stessa frequenza parole quale prendersi cura, attenzione per l'altro, gentilezza, insomma le parole tipiche della fratellanza. E non sempre a questi termini seguono azioni di vicinanza. Prima, per esempio, i medici, gli infermieri, i volontari e tutti gli altri impegnati coi malati erano eroi. Oggi, pur continuando a fare le stesse cose, non sono più guardati benevolmente come prima, ma i segnali sono contrastanti. Ad azioni che ricordano l'olio e il vino del buon samaritano si mescolano atti di indifferenza e di indegna bassezza che fanno pensare al sacerdote e alle vite della parabola e addirittura li superano per cattiveria. Sai, anche quest'anno alcuni scartati in tante parti della nostra Italia sono morti per assideramento e indifferenza. Sì, Gesù, oggi non si muore solo di Covid, e tu lo sai benissimo, ma anche di freddo, di inedia, accompagnati purtroppo dall'indifferenza dei più. Abbiamo bisogno stasera di chiederci, dinanzi a te, cos'è che non funziona in noi? Perché non riusciamo a trasmettere il tuo profumo? Perché ci rattristiamo per il fatto che non possiamo svolgere le funzioni religiose della Settimana Santa secondo le tradizioni e poi trattiamo i disabili, gli anziani, gli ammalati, gli immigrati come pesi su cui scaricare la ferocia e l'aggressività? Loro
sono il segno perenne di te crocifisso sul Golgota. Tu l'hai detto, i poveri li avrete sempre con voi. E stasera, Signore, penso ai nostri giovani. Oggi sembra che sia una colpa essere giovani. Stanno vedendo il mondo cambiare per la pandemia e sono spaesati, impauriti. Li ho visti anche in lacrime. Non sanno più qual è il loro posto. Sono colpiti dalla pandemia, ma anche dal giudizio degli adulti, che probabilmente non riescono a capirli fino in fondo e chiedono ai ragazzi ciò che gli stessi adulti non riescono a fare. Molti giovani vedo partire e vivere lontani dai loro territori e affetti. Si svuotano i nostri paesi, ci si impoverisce sempre di più e noi siamo rassegnati, osserviamo. Amatevi l'un l'altro, hai detto. Siate veri amici, anzi, siate fratelli. Questo è il tuo unico comandamento. Vale per tutti. Siate fratelli. Solo allora l'alba di speranza per Agrigento si tingerà di Pasqua e profumerà di mandorli e di grano. Siate fratelli e imparate a far bastare il pane per tutti. Solo allora la concordia cesserà d'essere il nome di un tempio e diverrà nome del tempo. Siate fratelli, attivate le capacità di affrontare la notte. Solo così, ungendo di vita e del futuro che viene dalla Pasqua, Agrigento cesserà di collezionare aggettivi per tornare a essere un nome proprio. Montallegro in provincia di Agrigento, Sommatino in provincia di Caltanissetta, Pietraperzia nell'Ennese, in aggiunta alle misure nazionali previste dal 4 al 14 aprile, diventano zona rossa. Ai 3 comuni si applicano così le ulteriori misure restrittive previste dall'ordinanza appena firmata dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento è stato adottato su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle ASP a seguito dell'aumento dei casi positivi al Covid. Diventano così 31 le zone rosse sul territorio regionale. Covid preoccupa la variante brasiliana. Siate responsabili, queste le parole del commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Vediamo. Solito appuntamento settimanale con i dati Covid della nostra provincia. Siamo già abituati un po' alla scaletta che viene proposta ogni volta, come avrete già avuto modo di vedere anche dalla situazione nazionale e regionale. La nostra provincia in questo momento sta soffrendo di un incremento di positivi. Incremento che per la verità ci vede in buona compagnia con altre province, altre regioni, però noi ci fermeremo alla nostra parte e vorrei rappresentarvi una cosa che è veramente importante. Il prefetto, assieme ai sindaci, attraverso il sindaco capofila che è Franco Miccichè e l'ASP, si sono incontrati su invito di Sua Eccellenza il Prefetto per fare il punto sull'attuale situazione, perché il numero in crescita costante e lineare dei contagi comporta non solo un'attività di repressione, che è quella l'ultima mossa che si può fare per cercare di contenere il virus, ma comporta da parte nostra una presa di coscienza che bisogna fare di tutto con i nostri comportamenti per fare in modo che questo virus non passi di persona in persona. Abbiamo chiesto l'aiuto di tutte le testate, di tutti gli organi di informazione e abbiamo avuto la conferma che da parte loro c'era la totale disponibilità per cercare di fare la loro parte per la prevenzione. E questo è stato un momento importante in questa settimana che ci ha visti tutti assieme fare delle riflessioni propositive per vedere ognuno di noi quello che può fare per fronteggiare la pandemia. I numeri, come voi vi rendete conto dai bollettini quotidiani, nell'ultima settimana hanno avuto anche qua, continua ad avere un incremento, quindi il paghiterma continua a crescere,
ma come vi ho sempre detto il problema nostro è quello del monitoraggio dei posti letto nei nostri ospedali, ricoveri. Questa settimana abbiamo 8 ricoveri in più nella medicina di Agrigento e 2 ricoveri in più nella rianimazione di Agrigento, quindi siamo passati a 36 pazienti ricoverati in medicina ad Agrigento a 44 e da 8 pazienti in terapia intensiva a 10. 10 su 14 posti letto è un numero abbastanza importante. Di questi ne abbiamo 5 intubati e 5 con il caschetto, quindi diciamo che su 5 pazienti la condizione è critica. Analogamente, in maniera un po' meno marcata, abbiamo un aumento anche a Sciacca, dove abbiamo 13 pazienti in medicina a Sciacca, uno in più della volta scorsa, quindi l'incremento qui è stato più contenuto. Il numero di posti letti, diciamo che l'occupazione per quanto riguarda la medicina non siamo a metà dei posti letto occupati. Per quanto riguarda la rianimazione, considerando la somma di tutti, siamo a metà, occupazione metà dei posti letto di terapia intensiva. Ovviamente questi sono dei dati che vanno tenuti in considerazione, vanno monitorati con attenzione, cosa che stiamo facendo un po' tutti, soprattutto i sanitari, per verificare anche la dimissibilità delle persone che sono ricoverate. La nostra provincia ha dovuto registrare formalmente venerdì scorso un caso di variante brasiliana. La variante brasiliana, già abbiamo una percentuale di variante inglese che era più diffusiva, la variante brasiliana ha delle caratteristiche ancora più penetranti perché è più diffusiva ed è anche, dicono gli studiosi brasiliani, 2 volte e mezzo più letale dell'altra. È la costante che ha con quella inglese che va a colpire le fasce più giovani. Quindi il nostro appello è ai nostri giovani, alle persone diciamo non anziane, di non cullarsi il fatto che il virus ha un target, cioè va a colpire persone più avanti in età, perché le nuove varianti ovviamente trovano una barriera nelle persone anziane che sono man mano sempre più vaccinate e si avvicinano per i comportamenti, sempre per i nostri comportamenti, si avvicinano verso le fasce d'età più giovani. Passiamo un attimo alle considerazioni sul numero dei vaccini che stanno progredendo in maniera abbastanza spedita, ma sempre, vi dico, parametrando il tutto alla disponibilità dei vaccini. Siamo ai primi di aprile, il numero di vaccini che noi abbiamo inoculato in questo momento sono 44.353 ed è un numero, diciamo, secondo me significativo. Non possiamo farne di più perché non abbiamo le dosi oltre la programmazione che viene fatta. Ultima osservazione che vi faccio, perché so che parecchi di voi se lo stanno chiedendo: l'ospedale Covid di Ribera. Ribadisco che la nostra ASP già da 3 settimane ha finito i lavori che erano di nostra competenza. In questo momento la notizia buona è che già mercoledì di questa settimana sono arrivati i test a letto, sono le ultime forniture che erano necessarie per poter aprire finalmente il nostro ospedale. Noi però abbiamo deciso che, al di là dell'inaugurazione complessiva che verrà fatta quando tutti i lavori saranno completati, da venerdì, da oggi, vengono fuori i posti letto, si inizierà a ricoverare anche all'interno dell'ospedale di Ribera, perché abbiamo già dato mandato ai medici responsabili di aprire tutto il sistema dei ricoveri sull'ospedale di Ribera. Il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro dichiara guerra alle scampagnate pasquali. Dalla sua pagina Facebook il primo cittadino si dice preoccupato dalla presenza in provincia della variante brasiliana del coronavirus. Vediamo. Non vanificare i sacrifici che abbiamo fatto fino ad oggi, e ve lo dico perché siamo vicini alle festività pasquali, Pasqua e Pasquetta, e quindi devo farvi delle raccomandazioni. Guardate che la preoccupazione che aveva il direttore generale, oltre alla presenza della variante, è quella che abbiamo le terapie intensive dei nostri ospedali in continuo stress, sono quasi pieni, quindi stiamo attenti
in questo momento, perché non possiamo neanche ricevere l'aiuto che in questi casi hanno dato a tutti i nostri cittadini che sono stati ricoverati. Siamo arrivati ad avere 7 nostri concittadini ricoverati, oggi ringraziando Dio stanno tutti bene. A loro faccio i miei migliori auguri di Pasqua e di una pronta guarigione. Però evitiamo di stressare gli ospedali, perché dobbiamo superare questo momento di difficoltà. I medici devono aiutarci a vaccinarci e non a curarci. E questa raccomandazione vale per i nostri giovani. Ho visto in questi giorni molto fermento in giro, molti giovani che vanno nei supermercati a fare spese, non so per quante persone, visto che uscivano con sacchi pieni di spese, vanno nelle macellerie a ordinare non so quanti chilogrammi di carne, quindi non so 30, 40, 50 giovani. State attenti, perché non ci sarà pietà per nessuno. Ci sono ancora i nostri commercianti che piangono. Quando Rappadali o altri comuni chiudono, perché in zona rossa sono sacrifici enormi per il mondo produttivo, per i nostri commercianti, per tutti. E non dobbiamo di nuovo cadere in questo errore, e per non cadere in questo errore dobbiamo tenere i nostri figli a casa. Io lo so, diversi genitori mi hanno telefonato: sindaco, aiutaci tu, io vi aiuterò, però sarete sempre voi a pagare le spese, perché verranno controllati e sanzionati. Guardate che ci sarà per il giorno di Pasquetta Polizia Provinciale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili Urbani. Controlleremo tutte le campagne dove usualmente ogni anno si raggruppa le giovani a fare feste e festini. 38 le parrocchie dell'Arcidiocesi di Agrigento che hanno aderito alla campagna di vaccinazione straordinaria per la fascia d'età 69-79. Sono soltanto 8 le parrocchie in provincia che hanno raggiunto l'obiettivo del tetto massimo di minimo 50 prenotazioni. Una di queste è ad Aragona. Tonino Butera. Siamo presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Aragona, dove oggi saranno somministrati i vaccini. Una bella iniziativa, quella presa dalla Regione Siciliana con l'Ordine dei Medici di Agrigento, l'ASPI di Agrigento e la collaborazione chiaramente della comunità ecclesiale di Aragona. Sono già pronti i vaccini per essere somministrati. Noi sentiamo qualche medico, c'è anche Don Angelo Childura che è arrivato. Prego Don Angelo. Oggi la giornata dei vaccini, una cosa molto ma molto importante. Inizio proprio con lei. La comunità ecclesiale di Aragona ha raggiunto il numero e si faranno stamattina i vaccini alle persone dai 69 ai 79 anni. Ecco, grazie a tutti i medici, gli operatori che si sono organizzati per offrire questo servizio alla comunità di Aragona. Noi abbiamo messo a disposizione gli spazi proprio per andare incontro a tutte quelle persone che hanno difficoltà a muoversi da Aragona per raggiungere altre postazioni di vaccinazione, ed è un servizio che facciamo con piacere, perché le cose si possono realizzare quando c'è questa collaborazione e questa sinergia fra le varie istituzioni. Grazie ancora a tutti gli operatori. Grazie a Don Angelo, grazie all'Ordine dei Medici, grazie all'ASPA, anche oggi impegnati nella lotta al Covid-19. L'atto della vaccinazione è uno strumento di prevenzione importante, importantissimo, che portiamo avanti quotidianamente e costantemente con l'informazione e oggi con l'atto della somministrazione propriamente detto. Grazie a tutti i colleghi che sono qui, colleghi medici, colleghi infermieri e tutti gli altri. Sabato dei vaccini ad Aragona, grazie a una bella sinergia tra l'Ordine dei Medici, l'ASPI di Agrigento, la comunità ecclesiale. Dottore, una bella iniziativa questa. Una bellissima iniziativa tra la GEI siciliana e tutti gli ordini dei medici delle 9 province, era doveroso da parte mia venire a visitare la parrocchia della Chiesa Madre di Aragona, dove i volontari, il dottore Graceffa, la dottoressa Scicolone e il dottore Castellino hanno offerto la propria professione, la propria
in un giorno festivo hanno voluto donare, come si suol dire, e d'altro canto siamo in un ambiente, la Chiesa Madre, dove il dono è la cosa più bella che ci può essere. Sono contento per questa iniziativa da parte anche dell'Ordine dei Medici di Agrigento nel fornire alcuni volontari per le parrocchie. C'è stato qualche defaillance in alcuni centri della provincia dove non si è potuto raggiungere il numero minimo di 50 e sarà stata sicuramente la festività, però in ogni caso è lodevole. Presidente, magari qualche dubbio è nato su questo discorso sull'AstraZeneca, se vuole dare un conforto agli utenti su questa situazione. Ma l'AstraZeneca è sicuro al pari degli altri vaccini. Se noi vediamo nella casistica mondiale le controindicazioni sono uguali o forse meno degli altri. C'è qualche effetto indesiderato in più per quanto riguarda la cefalea, per quanto riguarda i dolori muscolari, la febbricola, però ciò non significa che non è sicuro e non è tranquillo. Alcuni casi ci sono stati di trombosi cerebrale, probabilmente è da accertare intanto ancora se c'è correlazione tra questa patologia e il vaccino, ma probabilmente ci sarà forse qualche alterazione a livello circolatorio, a livello di piastrine, a livello di problemi circolatori, diciamo. Ciò non toglie che è sicuro. D'altro canto noi dobbiamo avere piena fiducia nella scienza, piena fiducia negli enti regolatori che sono l'EMA a livello europeo e l'AIFA a livello nazionale, quindi io invito i cittadini a stare sereni. È il mio turno. Da quanto tempo lo aspetti? Ma lo aspetto da quando hanno aperto le prenotazioni per gli ultra settantenni, quindi ho preferito farlo qui per non fare la coda alla Fiera del Mediterraneo in ospedale. Insomma, in parrocchia per essere più tranquilli. Più tranquilla, una dimensione più umana e più civile, direi. È più umano, innanzitutto speriamo di non fare molto tardi, quindi la gente non stancarsi ad attendere lunghe code, ma il numero di prenotati qua in cattedrale è di 77, quindi sarà anche più facile far defluire un po' questa fila. Poi sono anche scaglionati durante la giornata, prenotandosi, e le persone indicavamo anche un orario. È un'iniziativa che la Regione Siciliana ha intrapreso con la Conferenza Episcopale Siciliana, perché, come ha dichiarato il Presidente della Conferenza Episcopale, Monsignor Cristina, vuole essere un segno di speranza da offrire alle persone in questo tempo di Pasqua. Farsi prossimo agli altri, solidali con gli altri, con questa angoscia che tutti ci portiamo dietro con la pandemia. Proprio perché Papa Francesco domenica scorsa, durante l'Angelus della Domenica delle Palme, ha detto: l'anno scorso eravamo più scioccati, quest'anno siamo più provati. Ecco, vogliamo uscire davvero da questa prova, e per uscire da questa prova dobbiamo vaccinarci più rapidamente. Questa occasione di questi centri vaccinali in tutta la regione in questo giorno di Sabato Santo può essere un'occasione per accelerare i tempi per quanto sarà possibile. È un segno. Quante sono le parrocchie coinvolte? Circa 300. Tutta la Sicilia? Sì, con 6.000 prenotati durante tutta la giornata. Bene, sì, no, la gente è abbastanza contenta. Vedo che c'è una buona adesione, almeno siamo all'inizio della giornata, l'ambiente è abbastanza tranquillo. Molti scelgono di vaccinarsi in parrocchia perché... certo, l'ambiente è diverso. Non devono aspettare? Non devono aspettare, diciamo, è chiaro che sono persone più selezionate, le persone particolarmente vulnerabili vanno in un centro ospedaliero o alla fiera. Quale vaccino hanno curato? L'AstraZeneca. Non c'è gente preoccupata per adesso? No, vengono, anzi sono desiderosi di farlo. Grazie. No, non l'ho aspettato. Sono andata in parrocchia, me l'hanno detto e sono venuta. È contenta? Contentissima. A tutti quelli che dicono che al momento non vogliono vaccinarsi, cosa dici? Non si rendono conto di quello che abbiamo.
Di più di questo non posso dire. Finalmente dopo il vaccino tornerà a una vita quasi normale. Quasi, speriamo a breve. E perché finalmente? Non è che io avevo premura di farlo, assolutamente. Lo sto facendo perché, come ho detto ad altri signori, uno è cosciente. Diversamente ti limita a fare delle attività, a fare certe cose, a frequentare bimbi che non me ne mancano. Quindi ha tanti nipotini e li vuole rivedere. E se ne ho all'università e ne ho anche all'asilo. Sì. Perché ha scelto di vaccinarsi in parrocchia? Ma mi è venuto pratico, non ho dovuto lavorare granché. Sì. Decisamente carenti i prenotati, la suggestione, la paura legata alle morti sospette, il timore ad essere portatori inconsapevoli di patologie. Sono quasi 1000 fedeli della diocesi di Trapani, nella fattispecie, che riceveranno la prima dose di vaccino AstraZeneca in 10 parrocchie della diocesi, un numero che porta a riflettere e ad accendere riflettori su una vicenda che ha del paradossale. Abbiamo per le mani il siero della vita e preferiamo non utilizzarlo per paura di morire. Erano state 21 le comunità della diocesi che avevano accolto l'invito della conferenza episcopale siciliana e dell'assessorato regionale alla salute, mettendo a disposizione i locali parrocchiali e cercando di raggiungere quelle fasce di popolazione che rischiavano di rimanere indietro nella campagna vaccinale, con un impegno non indifferente di parroci e di tanti operatori pastorali. Nonostante la vaccinazione fosse prevista per sabato santo, spiega il cancelliere vescovile Don Alberto Giardina, che ha coordinato il lavoro, la diocesi immediatamente ha cercato di coinvolgere più comunità per i centri più grandi, Trapani, Alcamo ed Erice, e almeno una parrocchia per i paesi più piccoli, oltre alle realtà delle frazioni dell'Agro Ericino e Trapanese. Il poco tempo a disposizione, forse anche la paura legata al vaccino AstraZeneca, non hanno però permesso che in tutti i centri individuati si arrivasse al raggiungimento dell'obiettivo minimo di 50 prenotazioni che era richiesto dall'assessorato regionale. Abbiamo dunque rielaborato il piano accorpando le adesioni in modo che l'appello del vescovo Fragnelli e le richieste che nel frattempo erano pervenute da circa 1000 fedeli non fossero vanificati. Chiamarlo flop suona male, eppure lo è davvero. Sarebbe stata un'opportunità importante da cogliere. Il vaccino ad oggi è l'unica vera arma utile a sconfiggere la pandemia che da un anno ci incastra in una bolla di vetro pericolosa e sottile. E sono poco meno di 6.000 le persone fra i 69 e i 79 anni che hanno scelto di vaccinarsi con AstraZeneca nelle 130 parrocchie dell'isola, numeri ben al di sotto appunto dell'operazione lanciata dalla regione e dalla conferenza episcopale siciliana, che aveva l'obiettivo di raggiungere 50.000 persone di quella fascia d'età, coinvolgendo 500 parrocchie. A Modica, per esempio, hanno risposto solo una ventina di persone, come in altri comuni siciliani, e la diocesi di Messina non ha aderito, sperando di pianificare meglio più in là. È un'iniziativa lodevole, dice Mario Minore della Task Force regionale vaccinazioni, che ha l'obiettivo di raggiungere più persone possibili per i vaccini, di certo compatibilmente alle dosi disponibili. Sarà un'iniziativa da ripetere, non so se coinvolgendo sempre le chiese o altrove, questo non spetta a me deciderlo, ma di certo lo spirito che c'è dietro è propositivo. Tanti residenti ci hanno chiamati, interessati, ma alla fine hanno rinunciato per paura del vaccino, altri hanno detto di sì perché si sentono più sicuri in chiesa. Abbiamo cercato di rassicurarli in tutti i modi, spiegando che ci saranno i medici preposti a spiegare tutto, dice Gioacchino Ragona, parroco del quartiere Bocca di Falco a Palermo. Ad essere stati coinvolti però sono soggetti tra i 69 e i 79 anni, una fascia delicata e non sempre scevra di patologie croniche. L'iniziativa di vaccinare nelle chiese rimane comunque una opportunità assai lodevole. A dirlo fu lo stesso generale Figliuolo durante la sua tappa siciliana. È scattato il piano straordinario di controlli predisposto dal Viminale per il weekend di Pasqua, al via 3 giorni di zona rossa, tolleranza zero. Osservate speciali saranno le aree urbane più esposte al rischio di assembramenti. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Al via da stamani i controlli da parte delle forze di polizia, tutte che vigilano sulle norme dettate dal governo centrale circa il fatto che siamo in zona rossa. Ricordiamo che si potrà uscire solo in caso di necessità e dietro una valida autorizzazione accompagnata da autocertificazione, un impegno che verrà esteso in particolare nelle zone aperte come le spiagge, i lidi, i parchi, le riserve, luoghi che in altri tempi venivano fruiti dalla gente per godersi la festa. Quest'anno invece, ed è già al secondo, ci vediamo costretti a stare a casa per via del contagio che continua a essere frequente, dovuto anche alla variante inglese che è più veloce nella sua contaminazione. Pertanto da parte delle autorità tutte la massima raccomandazione a rispettare le norme vigenti e a non uscire se non in caso di assoluta necessità. Comandante, come vi state organizzando territorialmente in vista di questo weekend pasquale, non solo ad Agrigento ma anche nel territorio provinciale? Il momento è particolarmente difficile, come ben sappiamo tutti le numerose varianti che stanno circolando non lasciano tregua e noi non abbasseremo la guardia, lo faremo per proteggere i nostri cittadini dagli irresponsabili. Capiamo che la voglia di stare fuori è tanta, capiamo che c'è tanta stanchezza, ma dobbiamo tutti quanti capire che a ogni azione irresponsabile corrisponderanno maggiori restrizioni nel tempo. È quindi il caso di rispettare le norme, di essere particolarmente attenti, soprattutto in questo periodo in cui si sta già facendo particolare fatica a somministrare i vaccini e far sì che la popolazione sia sempre più protetta. I luoghi maggiormente attenzionati quali saranno, comandante? Allora puntiamo sulla nostra capillarità sul territorio, quindi le stazioni carabinieri, che sono la nostra spina dorsale, faranno gran parte del lavoro. L'attenzione ovviamente è maggiormente proiettata sulle spiagge, zone di campagna, montagna, ovvero tutti quei paesaggi, quelle zone dove i ragazzi si riuniscono. A maggior ragione dobbiamo stare attenti alle fasce più giovani che in questo periodo di Pasqua e Pasquetta possono aggregarsi e fare feste. Quindi staremo attenti su tutto il litorale, la zona di montagna e le campagne della provincia di Agrigento. Ricordiamo chi può uscire da casa e le eccezioni quali sono, comandante? Adesso siamo in un momento di massima restrizione, 3, 4 e 5 aprile è la zona rossa più rinforzata a livello nazionale. Una particolare attenzione dobbiamo rivolgerla a quei comuni che sono stati dichiarati zona rossa, quindi anche al termine del periodo pasquale, lì dove si ritornerà molto probabilmente a una zona arancione, i comuni in zona rossa hanno delle restrizioni maggiori, non possono uscire dalle loro abitazioni, non possono uscire dal loro comune, salvo i motivi ormai conclamati e regolarizzati che sono quelli di lavoro, salute o acquisto di beni di prima necessità. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Notte di fuoco e di devastazione in 2 dei 5 capannoni che sorgono lungo la strada statale 123 in territorio di Naro. Per cause ancora non chiarite, in 2 dei 5 capannoni utilizzati come parcheggio per automezzi da trasporto è scoppiato un violentissimo incendio, fiamme che hanno letteralmente inghiottito 3 autocarri e un'autovettura, oltre a creare ingenti danni alla struttura. Da Palermo un apposito reparto dei vigili del fuoco dovrà provare a capire quale sia stata la matrice dell'incendio. Dopo l'approvazione all'Assemblea regionale siciliana del bilancio e legge di stabilità 2021-23, Gaetano Armao, vicepresidente della regione e assessore all'economia, spiega quanto importante sia il provvedimento. Vediamo. È una finanziaria che è volta a ristrutturare finanziariamente la Regione, a rispettare gli impegni assunti col Governo nazionale, a rilanciare la finanza pubblica a partire dai 20 miliardi di euro di bilancio e manovra, che sono risorse pronte per la Sicilia, per le strutture siciliane, gli enti locali, le amministrazioni periferiche, sono per gli enti, le associazioni, i teatri, tutto il mondo del sociale, tutto quello che vive attraverso l'intervento finanziario della Regione. Quindi si mobilitano circa 20 miliardi, molti investimenti e poi la possibilità di rinegoziare i mutui
e i finanziamenti con il sistema bancario e i derivati, la possibilità di assoggettare a centrale unica di committenza, cioè ad una gestione accentrata presso l'economia, l'acquisizione di beni e servizi, la possibilità dell'assessorato all'economia di governare l'utilizzo e la spesa, cosa che non ha precedenti, quindi sarà un bilancio integralmente monitorato durante tutto l'iter, sicché avremo possibilità di effettuare interventi correttivi senza bisogno dell'intervento dell'Assemblea. Ecco, è una concezione completamente nuova del bilancio per un momento drammatico, quello che vive la Sicilia. Ecco perché attraverso il bilancio si rimobilitano e rimettono in moto tutte le misure che erano state approvate nella scorsa legge di stabilità e in più si mobilitano altri 250 milioni di euro, come il Presidente Musumeci ha anticipato, ricavandoli dalla riprogrammazione dei fondi europei. Riordino del demanio marittimo, bonifica delle coste siciliane e investimenti sul corpo forestale sono le misure volute dal governo Musumeci su proposta dell'assessore al territorio e ambiente Totò Cordario, approvate all'Assemblea regionale siciliana con la legge di stabilità. Vediamo. Riordino del demanio marittimo, bonifica delle coste siciliane, investimenti sul corpo forestale sono le misure volute dal governo Musumeci su proposta dell'assessore al territorio e ambiente Totò Cordario, approvate dall'Assemblea regionale siciliana con la legge di stabilità. Nel dettaglio si parte con lo stanziamento di 700.000 euro per la messa in sicurezza di aree immobili del demanio marittimo potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica e la rimozione dei rifiuti abbandonati. Previsto inoltre un contributo di 300.000 euro a favore dei comuni affinché possano dotarsi dei piani di utilizzo del demanio marittimo, cosiddetto PUDM. Sul tema delle concessioni la legge di stabilità prevede una forte sburocratizzazione delle procedure di prestazione delle istanze. Anche per far fronte all'emergenza Covid-19 viene potenziata la commissione tecnico-specialistica via VAS che supporta l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ambientali, che consentirà di esaminare con più rapidità le pratiche e dimezzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni. In tema di urbanistica viene prodotto un fondo di rotazione di 500.000 euro con cui l'assessorato potrà erogare contributi ai comuni per la realizzazione dei piani urbanistici generali, cosiddetti PUG, somme che potranno essere investite per retribuire professionisti esterni o tecnici interni incaricati dell'elaborazione dei piani e degli studi di settore. In aggiunta è istituito un altro fondo con ulteriori 500.000 euro destinato alle amministrazioni comunali per le pratiche di sanatoria. Per le strutture abusive che invece non possono essere sanate, il governo regionale ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di 500.000 euro con cui vengono concesse ai comuni anticipazioni senza interessi per le demolizioni. Un risultato di straordinaria rilevanza in tema di urbanistica, di ambiente e anche di corpo forestale. Norme importanti in materia urbanistica per il finanziamento dei nuovi piani urbanistici generali che sostituiscono i vecchi piani regolatori generali e anche per norme che finanziano i comuni con stanziamento di 500.000 euro al fine di eliminare tutte le pratiche legate a sanatori e soprattutto stabilire che ciò che non si può sanare, tema della certezza del diritto molto caro al governo Musumeci, va demolito con finanziamento in tal senso. Un altro articolo che prevede uno stanziamento di 500.000 euro per l'eliminazione dei rifiuti sulle coste e per l'eliminazione di quei manufatti, di quegli immobili che possono anche solo potenzialmente costituire nocumento per la pubblica incolumità. E ancora in tema di corpo forestale stiamo lavorando ad una norma che è già stata approvata, ma adesso dovremo passare agli atti conseguenziali, legate a sistemi innovativi che possono prevenire gli incendi seguendo le fonti di calore. Con la sottoscrizione del certificato di ultimazione dell'ultimo lotto, il Genio Civile di Agrigento ha completato i lavori di ripristino della sezione idraulica del fiume Verdura con un intervento organico di pulizia dell'alveo del fiume. Adesso le acque, anche in occasione di piogge abbondanti, non invaderanno più i terreni agricoli danneggiando le colture e determinando rischi per la pubblica incolumità, ma scorreranno tranquillamente nell'alveo in modo ordinario. Anziani picchiati e umiliati, per loro nessun gesto di amore, comprensione, dolcezza, è solo l'ennesima storia di operatori senza scrupoli operanti, anche loro a Palermo, ma questa volta in via Emerico Amari.
Uno scenario raccapricciante, fatto di crudeltà e portato avanti con indole spietata, così fu definito dalla Guardia di Finanza. Adesso il GUP Annalisa Tesoriere, a meno di un anno dal blitz riposi amari, ha inflitto 6 condanne con il rito abbreviato. Il giudice ha anche riconosciuto una provvisionale di 30.000 euro a ciascuno dei 3 anziani che si sono costituiti parte civile, nonché agli eredi di un'altra vittima, la suocera del pentito Gaspare Spatuzza, deceduta secondo l'accusa perché non sarebbe stata assistita per tempo dagli operatori della casa di riposo. Il giudice ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Sergio De Montis e del sostituto Anna Battaglia, che avevano coordinato l'inchiesta. Il blitz con 6 arresti era scattato ad aprile dell'anno scorso, in pieno lockdown. Persino Papa Francesco, attraverso la segreteria di Stato del Vaticano, aveva tenuto a manifestare la sua solidarietà agli 11 anziani che sarebbero stati vittime di maltrattamenti. Prego per voi, aveva scritto in una lettera inviata alla casa di riposo. Devi morire, devi crepare, mi fai schifo. E in questo modo che di solito le imputate si sarebbero rivolte agli ospiti del Bella Aurora. E ancora, se tu ti muovi di qua io ti rompo una gamba, così la smetti, zitta e muta, devi morire, devi buttare il veleno. Sono solo alcune delle intercettazioni captate nella struttura dalla Guardia di Finanza, che ad un certo punto aveva deciso di intervenire vedendo che una delle anziane aveva tentato di buttarsi da un balcone. Ma questo non è l'unico caso che occorre ricordare, e purtroppo sempre nella meravigliosa ed a tratti ostile Palermo. Ti prendo a bastonate, t'ammazzo a legnate, cosa inutile. Sei una prostituta nata, devi buttare il sangue qua e devi morire, tanto se muori che mi interessa. Questo subivano in ogni udienza. Era lo scorso febbraio quando la Guardia di Finanza arrestava 4 persone riconducibili alla Onlus che gestiva la struttura di Viale Lazio. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di una donna ormai intimorita dal clima che si respirava lì dove trascorreva gran parte delle sue giornate. Persone già di per sé fragili venivano offese con rabbia e stizza anche quando volevano semplicemente alzarsi dalla sedia, quando si rifiutavano di mangiare o più semplicemente quando non ascoltavano gli operatori. Il ricorso a forme di violenza fisica e morale da parte degli indagati non ha assunto carattere episodico, ma costituisce, si leggeva nell'ordinanza del GIP, espressione di un consolidato modus operandi nei confronti degli anziani ospiti, spinti fino ad atti di vile aggressione nella loro sfera di integrità fisica, oltre al loro patrimonio morale. In funzione di quanto delineato e raccontato nuovamente, la Sicilia ha fatto però un importante passo in avanti nella tutela proprio dei soggetti più fragili. Nella finanziaria appena approvata, infatti, è stato stanziato un fondo di 1 milione di euro per contributi destinati all'installazione di impianti di videosorveglianza all'interno di case di riposo ed asili per prevenire fenomeni di maltrattamenti e abusi, ma non solo, perché è stato anche approvato un ordine del giorno che impegna il governo regionale a intraprendere presso quello nazionale tutte le iniziative atte a permettere l'istituzione del vincolo di obbligatorietà della videosorveglianza e telecamera a circuito chiuso negli spazi comuni delle strutture pubbliche e private riservate tra gli altri agli anziani. Si tratta di interventi, commenta Francesco Ruggeri, presidente della sezione strutture sociosanitarie di Sicindustria, chiesti a gran voce dalla nostra associazione. Per questo non possiamo che rivolgere un plauso alle forze politiche che hanno permesso che si portassero avanti provvedimenti che consideriamo di civiltà a beneficio delle persone più indifese, ma anche di tutti gli imprenditori e lavoratori che operano seguendo scrupolosamente principi di onestà e di etica. Enzo Di Natali e i modelli di santità diversi per settori. Vediamo. Il 9 maggio 2021 è questo il giorno in cui nella Basilica della Cattedrale di Agrigento il giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia dal 21 settembre 1990, dichiarato martire da Papa Francesco lo scorso 22 dicembre, verrà proclamato beato. A dare l'annuncio qualche tempo fa Francesco Montenegro insieme all'arcivescovo coadiutore Monsignor Alessandro Damiano al termine di un incontro che si è svolto nella sala Giovanni Paolo II del Palazzo Arcivescovile, una data, quella scelta dalla Chiesa Agrigentina, che ha segnato il destino del giudice Livatino insieme a quella di San Giovanni Paolo II che il proprio 9 maggio del 93 a messa conclusa lanciò la sua invettiva contro la mafia.
Con la prossima beatificazione del servo di Dio Rosario Livatino noi abbiamo il 7° modello. Noi non abbiamo focalizzato in tutti questi modelli, ma abbiamo ritenuto ricordarne alcuni. Dunque con Rosario Livatino noi abbiamo un 7° modello, cioè del santo, del servo di Dio che diventa profeta in una società come la nostra, dove è presente l'azione malefica attraverso la mafia. A dire il vero, questo modello già era stato inaugurato a Palermo con la beatificazione di Don Pino Puglisi, il quale fu ucciso da mano mafiosa, e evidentemente la prossima beatificazione del servo di Dio Rosario Livatino viene a contribuire a diffondere questo nuovo modello di santità nella Chiesa agrigentina e anche in tutta la Chiesa di Dio. Un modello che io definisco profetico nella denunzia contro il male, perché avendo presente il discorso di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi e il documento della Chiesa agrigentina Emergenza Mafia, oggi come Chiesa abbiamo questo dovere di poter incidere nella società attraverso dei modelli di vita capaci di combattere il malcostume e la mafia organizzata. Un altro modello dei 7 che desideriamo ricordare è quello della carità. Dopo l'Unità d'Italia, la popolazione siciliana visse un periodo molto difficile di povertà. L'Unità d'Italia non fu un beneficio a quei tempi per la popolazione siciliana. Ci furono tante famiglie che vissero appunto nella miseria. Dei sacerdoti si misero subito a lavorare per lenire le difficoltà, le povertà delle persone. Nasce il modello dunque del santo caritatevole, ad esempio il beato Giacomo Cusmano. Nella provincia di Agrigento, figura emblematica di questa vita di santità fu il canonico Morinello di Licata, che fondò addirittura un istituto religioso. E così noi abbiamo un altro modello di vita di santità nella Chiesa agrigentina. Basket B1, la Fortitudo Agrigento in semifinale di Coppa Italia. Gli uomini di coach catalani alla fine di un match bello e combattuto si sono imposti sul Friuli con il punteggio di 64-69. Vediamo. Allora, innanzitutto devo fare i complimenti a Cividale perché nel secondo quarto abbiamo preso un buon gap, 9 punti, eravamo 2 squadre in forma, quindi poi queste sono partite secche, sono partite strane, non sa mai cosa succede. Nel rientro negli spogliatoi loro hanno reagito come era prevedibile, noi siamo stati bravi a tenere botta e abbiamo fatto un passettino in più rispetto anche all'ultima uscita, quindi siamo tutti molto contenti. Stiamo crescendo sotto tanti punti di vista, appunto, forse quello più importante appunto è quello difensivo, perché magari in partite dove segni meno, le percentuali sono basse, riuscire a tenere a punteggio basso l'avversario è fondamentale, quindi sono molto contenti. Sono molto contento, la stagione è iniziata male perché sono stato i primi 2 mesi fuori per degli infortuni, piano piano sto ritrovando il ritmo, stiamo trovando il ritmo, stiamo migliorando passo dopo passo, quindi questo ci lascia solo ben sperare. Domani c'è un'altra battaglia contro Rieti e faremo di tutto per arrivare pronti e dare battaglia.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi. Buona Pasqua e buon weekend. A presto.